Salve a tutti e benvenuti in Qui Sicilia, la rassegna stampa settimanale a cura dell'Osservatorio Politico Alba Siciliana, in compagnia di chi vi parla e dell'amico Salvatore Ginaprelli. Bene, oggi appunto siamo in questa giornata importante di cui abbiamo parlato a lungo, abbiamo avuto anche 3 partecipanti alla sfida elettorale a vario titolo, sia per le regionali che per le nazionali, ed è arrivato finalmente il momento che in tanti aspettavano in qualche modo, soprattutto i commentatori che hanno detto un po' di tutto sui rischi, su questo voto il più importante della storia della Repubblica e non so quant'altro. Forse una parte di elettorato in fondo non si è fatto coinvolgere più di tanto, e questo l'abbiamo percepito anche personalmente, insomma, anche tra amici e conoscenti c'è una forte tendenza anche da parte di persone che nel passato sono sempre state piuttosto partecipi, però questa volta per vari motivi che in parte potremo anche cercare di capire oggi, non si sentono tenuti in qualche modo, incoraggiati, coinvolti, e quindi possibilmente in questo giorno di elezioni andranno a fare qualcos'altro, ma non esprimeranno il loro voto. Primo aspetto su cui ti chiedo un parere, Salvatore: secondo te, avendo accorpato le 2 elezioni per noi siciliani, in particolare regionali e politiche, questo potrebbe aiutare appunto magari qualcuno che se era per una delle 2 non ci andava, ma insomma potrebbe incoraggiarlo un pochino a non astenersi qualora propendeva per quella opzione? E una volta, immagino che sul piano funzionale, una volta che una persona va alle urne, poi non è che non vota per le politiche, vota solo per le regionali. A quel punto gli danno tutte le schede, già che è lì lo fa. E quindi ti chiedo se questo, secondo te, potrà dare magari una percentuale di partecipazione al voto più alta per la Sicilia rispetto alla tendenza generale, oppure è insignificante? Ma tenuto conto della disaffezione alla politica, alla caduta di fiducia, io penso che i numeri dell'affluenza saranno lì. Forse uno 0, qualcosa in più in Sicilia, visto che ci sono anche le regionali. C'è un fatto trainante per i candidati appunto locali, e allora a quel punto chi va si vede le 3 schede e quindi l'affluenza praticamente è quella. Non credo che ci siano grosse diminuzioni di assenteismo, nel senso di non andare a votare. È un fenomeno strano, devo dire, forse mai come stavolta si è parlato appunto di questo fattore, anche con prese di posizione di personaggi che non sono mai stati particolarmente così distaccati o irresponsabili, tra virgolette, anzi posso fare riferimento tra le persone più note a Michele Santoro, che insomma anzi ha considerato sempre il partecipare alla democrazia, alla vita democratica, come un fattore molto, insomma, da sostenere anche sul piano giornalistico, eccetera. Eppure, se tu ci hai fatto caso, lui ha dichiarato che appunto il motivo per il quale
non andrà a votare è che di fatto l'offerta politica, diciamo, su temi sostanziali non gli permette di rilevare una differenza nel senso da lui richiesto, tra virgolette, che poi è anche corrispondente a una parte consistente dell'opinione pubblica. È come se in passato, magari per dire, lui che era di orientamento vicino al Partito Comunista, storicamente parlando, magari avessero messo fuori legge, per esempio, il Partito Comunista, come in certi paesi è avvenuto, e quindi tutti i comunisti avessero detto: signori, noi non ci fate votare il nostro partito, non è che dici vabbè, votiamo per i socialdemocratici, insomma ci adattiamo. No, se ti ricordi c'è un esempio storico, direi classico, è il non expedit all'indomani della presa di Porta Pia, quando l'ordine per i cattolici italiani, che erano insomma fu di non andare a votare perché dici: questi sono gli occupanti, hanno cannoneggiato il Papa, ci manca solo che mi metto a scegliere tra quello che gli ha sparato un colpo di cannone e quello che gli ha sparato un colpo di fucile. La divisione nell'arco costituzionale, insomma nell'arco parlamentare della monarchia costituente, che aveva comunque già una forma di suddivisione, no? C'erano i crispini, insomma le correnti della politica italiana del periodo, però di fronte a questo atto così ostile, insomma di cancellazione del potere del Papa, per un lungo periodo, forse fino alla nascita del Partito Popolare di Sturzo, insomma, significò per una parte della popolazione essere completamente estranei al dibattito politico nazionale. Potrebbe esserci un'analogia con quella situazione? Forse sì, nel senso che c'è un'ostinazione, questo l'abbiamo visto, di fronte ai sondaggi che all'epoca non si facevano, oggi vengono fatti e quindi non si possono ignorare, che esistono punti di vista. Chi non era affatto d'accordo con il crescendo e il mantenimento a tutti i costi della ostilità nei confronti della Russia, esiste questa posizione, ma non viene rappresentata da nessuno nel Parlamento. E chi ha la testa più dura, appunto, dice: io faccio finta che voi non ci siete, e allora dall'altra parte ci può essere la risposta e noi facciamo finta che non c'è nessun momento elettorale, in un certo senso, no? Però io credo che noi dobbiamo appunto non fermarci alla constatazione di questi fatti, perché alla fine serve a poco. Mi ha fatto pensare, insomma, un'intervista a Romano Prodi in questi giorni in TV, che sembrava veramente venuto da un'altra epoca, e in parte lo è anche sul piano dell'esperienza politica, rispetto al quadro attuale, dove i sostenitori, insomma, di centrodestra, di centrosinistra, eccetera, non si preoccupano più di tanto di questa disaffezione, si preoccupano soltanto se vince la Meloni è un disastro, oppure eccetera eccetera, quindi della loro conflittualità si preoccupano. E invece Prodi, parlando da un'altra epoca, diceva: ma guardate che se i cittadini non partecipano, praticamente anche i partiti non hanno più nessun senso, perché non sono parte della società, sono un'altra cosa, sono delle entità autonome che si basano su dei fenomeni, li chiamava lui, il fenomeno Meloni, il fenomeno Renzi, eccetera, eccetera. Ma non è che una volta i congressi si facevano tanto per passarsi il tempo, che poi costavano anche impegno, voglio dire, c'erano tutti i delegati. La democrazia dei partiti era una rappresentazione della partecipazione di tutto il paese, con i delegati regionali, eccetera, eccetera. Se abolisci tutto questo e pensi che le cose possono andare avanti senza nessuna conseguenza, allora io ti chiedo proprio di valutare questo aspetto. Perdevano tempo e sprecavano energie i partiti della Prima Repubblica, quelli che avevano milioni di tesserati, tra l'altro, avevano i militanti, avevano gente che litigava al bar, possibilmente non sul calcio,
ma sulle questioni politiche, che forse è un po' meglio per certi versi perché almeno hanno un collegamento con la realtà, cioè aveva questa partecipazione. Se effettivamente non era più di tanto significativa, ce ne potevamo liberare anche prima, già dall'inizio del dopoguerra, facevamo la Repubblica, però con dei stizi, dei notabili, o un Togliatti, un De Gasperi o chi vuoi, e poi anche un Craxi, che ne so, un Andreotti, un Berlinguer, che tutto sommato stavano lì, non andavano manco nelle piazze più di tanto. Cioè, secondo te ha ragione Prodi a dire che questo produrrà delle conseguenze anche di danneggiamento del sistema stesso nel quale ci muoviamo? A me sembra curioso che queste parole vengano proprio da una persona che ha avuto parte attiva nel buttare il sistema Italia in mano alle grandi lobby finanziarie dell'Unione Europea, che poi è un'espressione della globalizzazione. Il discorso è che ormai di ciò che pensano i cittadini, i partiti, se ancora si possono chiamare partiti, cioè di quello che pensa il cittadino è ininfluente per la vita del partito, perché al primo posto mettono gli interessi, appunto, lui li chiama fenomeni, ma fenomeni che sono fini al mantenimento del potere del partito, quindi la destra, la sinistra, eccetera. Però tutti che poi vanno a fare gli interessi o i compiti che gli vengono dati da altre parti. Quindi già la rottura, lo scollamento tra i cittadini e la politica, nella fattispecie dei partiti, c'è. I partiti ormai vivono spinti dai vassalli che sono riusciti a ingabbiare mentalmente. Cioè ormai chi è strutturato nel voto ai vari partiti non è che vota per il partito, ormai è una sorta di tifoseria da calcio. Cioè io tifo Catania perché mi piace questa squadra e basta, e sono disposto, anche se poi la squadra perde, fa casini, e c'è questa fede, cioè quasi quasi appunto una fede. Quindi mi sembra strano che queste parole vengano comunque lo scollamento c'è e basta ormai. Non andare a votare, mi riferisco a Santoro. Allora, la scelta di non andare a esprimere il proprio parere si individuano individui che appunto non si riconoscono nell'offerta politica attuale, quindi sarebbe, magari va e annulla la scheda, non voto nullo. Ma il grosso delle persone, io ho la percezione che non va a votare, a parte perché non si sente rappresentato, ma poi la cosa peggiore è che fa di tutta l'erba un fascio, e se tra i competitori ci potrebbe essere qualcuno che magari, non so, buona fede, eccetera, viene messo lì nel calderone e quindi dice no, sono tutti uguali e quindi non vado a votare. Cioè, ci hanno portato purtroppo a questa situazione che chiaramente è una mutilazione della democrazia e la mutilazione del pensiero, che nel bene e nel male era stato quello dei padri costituenti. Infatti il punto poi è quello. Poi sai, viene anche un'osservazione da fare in questi giorni, che ancora portano con sé la partecipazione, insomma, anche dell'Italia dal punto di vista della cronaca della fine del regno di Elisabetta d'Inghilterra, no?
dici che c'entra con la politica, ormai c'entrava poco con la politica oggettivamente, però non ci dimentichiamo sul piano storico che se bisogna andare alle origini della configurazione della figura statuale e del potere tra gli esseri umani, quella della monarchia è stata una formula, diciamo, eterna praticamente. Quindi quelle sono le forme originali. Poi la politica, la democrazia repubblicana o meno, diciamo, si è adattata, si è laicizzata per certi versi, non porta corone e non ha una investitura divina e via di seguito. E appunto per questo, ma tu te lo immagini una qualsiasi figura di politico italiano oggi, che magari non è proprio stato disprezzato, anzi, che nel momento in cui passa a miglior vita c'ha colonne di file di 30 ore, gente che si porta la coperta e il tè caldo, se si accampano là, vabbè che ancora è estate, però io penso che pure se era febbraio succedeva lo stesso. Ma tu ce lo vedi questo rapporto? Assolutamente no, direi che la domanda è scontata, no? Pensavo di non parlarne perché proprio sta morte della regina Elisabetta ha sconvolto, cioè che poi, allora, dal punto di vista umano, la morte di una persona, vabbè, è sempre, va rispettata, ma quasi quasi qui in Italia, che è come se fosse veramente uno statista nostrano, giornalisti che si vestivano a lutto, eccetera. Quindi pensavo di non parlarne perché proprio e mi sono astenuto da commenti eccetera, perché proprio la vedo così marginale una cosa per il nostro paese. Certo, ovviamente ha fatto la storia, 70 anni di regno di un paese che nel bene o nel male ha contribuito a fare storia nel mondo, sia per l'impero che aveva, sia per la prima, seconda guerra mondiale e altre cose. Certo, la monarchia, dicevi tu, è una forma di governo ancestrale, ma è dalla notte dei tempi che la discussione sul logos tripoliticos si discute, il governo di uno, dei pochi, dei tanti, quindi la Repubblica. Forse in Italia file alla morte di qualche politico ci sono stati. Per quello che posso ricordare io, Berlinguer, indubbiamente, e forse Almirante. Stiamo parlando di altri tempi, appunto, come si diceva prima. Ma scusa, altri tempi, però appunto l'esempio della regina Elisabetta è di oggi, quindi lei non è in altri tempi, è in oggi. No, per l'Italia devi andare indietro di 40 anni, agli anni 80. E che è successo? Che cosa è successo nel frattempo? Che è successo nel frattempo? È successo che i nostri politici non muoiono. Oddio, morire sono morti, uno è morto in esilio, poveretto. Vabbè, però è morto in esilio, quindi col marchio infamante, e quindi non è che poteva suscitare così commozioni. E quando è morto Andreotti, scusa, che non è morto in esilio? Andreotti aveva l'altro marchio infamante, c'è nel dubbio, era legato, non era legato, le famiglie mafiose, eccetera. Non lo so, nel frattempo secondo me l'Italia, gli italiani si sono un pochettino appunto cominciati ad allontanare, e poi forse non abbiamo avuto l'esperienza, per esempio, che sia morto mentre era nelle proprie funzioni, per esempio un capo di Stato, un Presidente della Repubblica. Può darsi che si sarebbero avute queste file. Penso che non si arrivava alle file che...
che si sono visti lì, ma lì vedi entra in gioco anche la mentalità di un popolo, e purtroppo bisogna dirlo, cioè se oggi, anche se qualcuno scimmiotta, prima parlano di globalizzazione eccetera, poi qualcuno oggi comincia a dire la patria. Cioè, se oggi si parla di patria, quasi quasi viene deriso. Cioè, è un valore che non ha più un valore. Se vai in Gran Bretagna, il senso di appartenenza, il senso di patria ce l'hanno, e forse lì hanno nella persona, nel bene, nel male, del monarca, cioè praticamente il monarca rincarna l'essenza e l'unione proprio della nazione. E quindi poi gli inglesi ancora sono convinti di avere l'impero, e quindi questa psicologia sociale è come se fosse morta un parente, fosse morto un parente proprio stretto. Cioè, la psicologia, penso di interpretarla in questo modo. In Italia no, in Italia c'è molto scollamento, ma la storia stessa dell'Italia è diversa. Il discorso che si è fatto l'Italia, ora bisogna fare gli italiani, cioè anche se sembrano delle frasi fatte, eccetera, secondo me è tutto un bagaglio che ci si porta dietro e ci si porta a non sentire e di non vedere in una persona l'incarnazione della nazione, ammesso che ci sia una nazione. Infatti io mi interrogavo su questo aspetto, non tanto e non solo come fattore in se stesso più o meno significativo e con le differenze visibili che abbiamo detto, ma come premessa di un altro aspetto che invece ha molta più importanza. Cosa voglio dire? Che il potere politico poi deve esercitare la sua funzione applicata, diciamo, con decisioni, con in certi casi addirittura decisioni estreme, voglio dire. Non è un orpello, anzi perfino appunto tutto questo coinvolgimento popolare per la regina, stiamo parlando di una persona che comunque sul piano ufficiale non è che decideva qualche cosa della linea della Gran Bretagna, quindi a maggior ragione, no? Nonostante non avesse avuto un ruolo preciso, per esempio noi abbiamo parlato delle isole Falkland o Malvine, il ruolo della Thatcher, che era il primo ministro, è stata significativa per dire dobbiamo fare queste cose, mandare le truppe, qualcuno deve rischiare la pelle, e quindi ha conteso in questo senso il protagonismo nella vita della Gran Bretagna in momenti significativi. E nonostante ciò, e nonostante questa diminuzione, diciamo, del potere materiale della monarchia, però la gente fa la fila lo stesso. Ora, credo che questi fattori si ripropongano come un problema nel momento in cui alla scelta o alla decisione che sì, è mediata dalla democrazia, ma poi alla fine c'è qualcuno che appunto emette un decreto, fa una manovra finanziaria, per dire, no? Taglia posti di lavoro, taglia servizi, lacrime e sangue di qua e di là. I nostri riformatori, modernizzatori come Monti, Dini, l'ultimo che abbiamo avuto, eccetera, eccetera, e ovviamente neanche se l'aspettano che ci sia da parte della popolazione un sentirsi collegati con questi personaggi. Non c'è nessun tipo di sintonia o di armonia o, come dicevi tu, addirittura di parentela acquisita. C'è qualcuno in Italia che si sente un mezzo parente di Draghi? Ma non penso proprio. E allora questo cosa porta? Che sul momento dici vabbè, ma bene o male, tanto hanno fatto tutte queste riforme, non c'è stata la rivoluzione, quindi vuol dire che va bene anche così.
Cioè, anche lì torniamo a dire quello di prima. Allora non c'era bisogno della macchina cerimoniale di un potere che ha un palazzo reale, un trono, una corona e tutta questa roba. Non serve. Arriva un signor Draghi, che non è neanche di sangue blu, che io sappia, scrive 4 fogli, determina un cambiamento che per molti aspetti è anche in peggio rispetto alla vita di tante persone. Nessuno dice niente, non c'è neanche bisogno di un apparato repressivo che potevano essere le guardie imperiali, insomma, per schiacciare la folla che si lamenta. Anche lì, come ti dicevo prima, allora ci hanno perso tempo in passato coloro i quali invece cercavano sempre di creare quest'unità. A che serve la propaganda patriottica se anche in un paese dove non solo non ce n'è più come il nostro, ma è addirittura diventata una brutta parola, il sistema, il meccanismo di imposizione della linea procede indisturbato? Se non ci sono questi contraccolpi, forse basta semplicemente, come in un programma, schiacci il bottone, il programma parte e fa quello che vuole colui che ha la tastiera tra le mani. Cioè siamo diventati così accondiscendenti e remissivi sostanzialmente, per cui non siamo più un problema. Sai, quando il famoso libro di Le Bon sulle masse si preoccupavano, no? Di queste masse incontrollabili, chissà che fanno, stiamo attenti, sono pericolose. Non si preoccupano più perché hanno capito che ci va bene tutto. Ci va bene tutto. E comunque ce li hanno i sistemi. A parte che, come dicevi tu, prendono ordine da chi effettivamente ha la tastiera in mano. Nei 2 anni che sono passati abbiamo avuto esempi di tentativi di ribellione, nel senso di protesta più che di ribellione, su determinate decisioni che minavano le libertà personali, sancite peraltro dal dettame costituzionale. Non ci dimentichiamo il Green Pass e altro, le proteste a Trieste, a Roma, la repressione, i fisici che andavano a misurare la forza ondulatoria. Ormai sono sicuri che la popolazione non ha la voglia di ribellarsi. Quei pochi che manifestano il dissenso possono essere presi a manganellate, senza dire che sono stati manganellati da squadristi, eccetera, eccetera. Quelli sono altri tempi. Di volta in volta si mette di nuovo in questa diceria nel momento in cui bisogna solo e semplicemente attaccare l'avversario politico. No, perché hanno capito che magari se perde una squadra di calcio la gente scende in piazza e per strada e magari ribalta macchine, dà fuoco a negozi, eccetera. Arrivano le bollette da 63.000 euro, gli imprenditori chiudono, la gente rimane senza lavoro e quasi quasi sì, ne parliamo nei social così come una cosa, una rassegnazione. Ma guarda, per concludere questo aspetto, io voglio solo ricordare appunto un tuo cavallo di battaglia, diciamo, perché nelle valutazioni della forza ancora elettorale che un partito disastrato, secondo me già morto come il Movimento 5 Stelle, però in particolare tu dicevi avrebbe mantenuto, e qualcuno lo ha capito perché il buon Conte sta insomma cercando di fare quello che può, e sarebbe stato insomma come zoccolo duro, diciamo, il popolo dei percettori del reddito di cittadinanza, no? Dicevi, quelli hanno una buona motivazione per diciamo, partecipare perché vengono pagati, voglio dire. Però, nonostante anche certi anatemi che gli ha lanciato ai nemici del reddito di cittadinanza, perché su questo c'è una divisione nel panorama politico italiano, non c'è dubbio, cioè non è tutto unanime come sulla guerra all'Ucraina, c'è chi dice sto reddito di cittadinanza va tolto,
altri parlano di cambiarlo, altri dicono è una mano santa, non va toccato assolutamente. Questo esiste come dibattito e appunto Conte stesso dice caro Renzi, prova a venire al sud senza scorta, no? E vedi che ti fanno, perché appunto Renzi con Calenda è critico. Beh, questo vuol dire proprio, come dicevi tu, fare riferimento ad una ipotetica massa arrabbiata che addirittura gli mette le mani addosso a chi vorrebbe minacciare quella categoria. Ma non l'abbiamo vista in realtà questa massa. Anche Fratelli d'Italia è critica verso il reddito di cittadinanza, ma la televisione ci ha fatto vedere i dettagli, perché c'era addirittura un giornalista che non ho capito se era vestito da Celerino o vestito da manifestante, ma era là in mezzo, sta telecamera veniva sballottata nelle cariche, nelle manganellate, ma era tutto molto esagerato, perché alla fine erano veramente 4 gatti, 4 ragazzi, manco padri di famiglia, capisci? E allora neanche la minaccia a un provvedimento molto assistenziale e molto ampio, diciamo, che ha beneficiato tanti, neanche la minaccia del venir meno di ciò riesce a provocare una reazione vera e propria, una reazione che degna di questo nome. È strano, voglio dire, mi chiedo se non abbiano messo qualche sedativo nelle forniture idriche delle città. C'è una forma di sonnifero di massa. È da un bel pezzo che ci danno il sonnifero, soprattutto la televisione, per quello là che trasmettono, il martellamento del mainstream, dell'informazione di regime, tra virgolette. Però vedi, dicevo che il partito di cui dicevi tu ha un bacino di voti che è rappresentato dai percettori di reddito di cittadinanza. Però ti posso dire che non sono solo i percettori di reddito di cittadinanza. Io manco farlo apposta, ieri, parlando con una persona, siamo all'assurdo. Si va come una star dello spettacolo. Io voto perché è simpatico, perché è bello, perché mi pare sincero. Non lo so, c'è qualcosa che non va nella società. C'è qualcosa di così assurdo nella società. C'è stata una regressione allo stato evolutivo. Dal punto di vista pedagogico, persone adulte che si trovano a fare delle scelte, a ragionare come bambini in erba, che vede il cartone animato e gli piace Goldrake, Superman, eccetera. Siamo a questi livelli. Ho questa percezione e sinceramente mi lascia sgomento. Salvatore, passiamo a una rapida forma di previsione, diciamo così, che poi è anche una prova nostra, tra virgolette, prova pubblica che facciamo mettendoci in gioco in un certo senso, per vedere se il nostro punto di osservazione nel tempo riesce magari un pochino a cogliere qualcosa che non è così scontato come ciò che già è avvenuto, ma riesce un po' a focalizzare delle possibilità. Cominciamo dalle votazioni regionali. Il loro esito, insomma, il risultato. Noi sappiamo che abbiamo questa coalizione di centrodestra. Tra l'altro, parentesi, adesso questa veramente è la settimana delle procure, bisogna dire, perché sento con un ritmo che non appartiene alla media, è già abbastanza alta, comunque di inquisiti, arresti domiciliari, gente acchiappata con le mani nel sacco, non lo so, le dita nella marmellata, corruzione di qua, voto di scambio di là, insomma cose abbastanza brutte. Tutte adesso, Fratelli d'Italia in particolare, alcuni candidati, uno degli autonomisti, diciamo, del gruppo di Lombardo in un certo senso, quindi c'è anche questo fattore, no? Che chiaramente ha il suo peso.
Però sta di fatto che troppo ne abbiamo parlato in qualche trasmissione. Sì. Io non voglio, guarda caso, a un giorno prima, 2 giorni prima delle elezioni, le procure si slanciano a queste cose che devono essere per carità perseguiti e arrestati, ma non penso che lo sapevano ora. Se c'erano delle indagini, quindi lo potevano fare magari ad agosto. Sai, su questo aspetto è una sorta di questione ambigua, nel senso, cosa dovremmo augurarci? Poniamo in premessa che l'azione della giustizia terrena, per quello che è, sia talmente simile al suo modello ultraterreno che ci si può fidare. Quindi se qualcuno viene inquisito, poi vabbè, è tutto un'ipotesi per assurdo, perché poi quando le persone vengono assolte dalla stessa macchina giudiziaria, allora dice scusate, non è proprio uguale alla giustizia divina. Però lasciamo stare questo aspetto. Se fosse così, di cosa dovremmo essere contenti, appunto, nel momento in cui purtroppo la delinquenza esiste, diciamo, che venga salvaguardato il momento elettorale rispetto alla necessità di assicurare alla giustizia, appunto, dei pericolosi soggetti che vanno ad inquinare il momento elettorale con la loro presenza, oppure che invece giusto in tempo, come dice, prima che sia troppo tardi, perché poi c'è l'immunità o comunque è più difficile, si grida al complotto, li si lasci indisturbati a fare campagna elettorale. Non so. Se ci sono le prove, eccetera, è chiaro che è meglio intervenire, per carità. Il problema è che la massa votante strutturata riesce a capire cosa sta succedendo e che cosa succede. Questo è il nocciolo, secondo me, del problema. Nel senso che se non capisce, cosa capisce? Che sono tutti un pugno di ladri? È un'altra se è orientato a c'ha un orientamento di voto, continuerà ad avere quel orientamento di voto. Ci sono A e B, non facciamo nomi. No. Un partito A, un partito B e un partito C. Ci sono questi partiti hanno un loro consenso strutturato, cioè nel senso che né bene né male prenderanno quei voti. Ma se del partito B a qualche giorno dalle elezioni mi si viene a dire che c'è qualcuno che ha delle problematiche legate alla giustizia ed è stato candidato, eccetera, allora il voto strutturato, nonostante tutto, non sarà critico a questa cosa e voterà sempre per il partito B, perché una cosa del genere dovrebbe indurre a dire ma aspettate un attimo, com'è sta cosa qua? E magari, e forse nella speranza di qualcuno, che qualcuno del voto strutturato dell'1 ci ripensi e devi verso altro. Grosso modo volevo dire questo. Quindi da ciò che mi dici però significa che in realtà alla prova dei fatti, se il meccanismo funziona così, se la risposta di quell'elettorato è questa, di fatto il far girare le manette la settimana prima del voto alla fine non cambia granché, non influenza più di tanto. Penso che non influenzerà più di tanto. Forse potrebbe trovare vantaggio non chi crede di averne vantaggio. E chi? C'è il silenzio stampa. No, nel senso, tu hai parlato di A, B e C. B viene inquisito, sì. Dovrebbero avvantaggiarsene gli altri due, diciamo, in questa terzetto. Sì, però magari si crede che se ne avvantaggia, però potrebbe avvantaggiarsene chi grida più forte in piazza ed è a un passo da B.
Perché io invece avevo pensato a un'altra cosa ancora. L'ipotesi che facevo io nella fattispecie del partito degli autonomisti, appunto, che purtroppo io non ho motivi diciamo, di ostilità preconcetta, però bisogna dire le cose come stanno. Nel contesto nel quale mi trovo, guarda caso, le uniche iniziative del classico raccattamento di voti a suon di pizze pagate si sono viste organizzate dai soggetti che localmente fanno questo di mestiere, perché ci campano la famiglia, in nome e per conto di un candidato di quello stesso partito che risponde al nome di Giuseppe Lombardo, nipote prodigo e figlio al prodigo del suo zio. Quindi a quel punto cosa mi dico? La mia ipotesi, non so se corrisponde a quello che dicevi tu, che possibilmente, visto il modo in cui si cercano i voti queste persone e visto che razza di voti vanno a cercare, possibilmente sì, certo, una fedina penale bella maculata quasi quasi è un titolo di merito. Ah sì, bisogna vedere ora se poi la gente... E questo è molto triste, capisci? Lo so che è triste. Cioè, perché è un aggravante, dice, guarda, io mi sono fatto 100 giorni di galera, pivello, io mi sono fatto 3 anni. E quindi ci vantiamo delle pendenze giudiziarie perché in un contesto arriva ad essere un fattore di cui vantarsi. Diventano medaglie. Diventano medaglie e questo è tristissimo. Non so se appunto il vantaggio imprevisto che tu ventilavi come rischio era questo o di altro genere. Questo partito interessato a queste vicende, sì, è legato a Lombardo e comunque col centrodestra, se non sbaglio. Sì. Quindi un'operazione del genere dovrebbe danneggiare il centrodestra. Chiaro. Il centro-sinistra potrebbe credere che questa azione potrebbe andare a vantaggio suo perché sposterebbe. Però c'è un terzo elemento che ha una carica di attrazione di consenso. Stiamo parlando del sindaco di Sicilia, e quindi invece questo giochetto potrebbe far confluire voti lì, e visto che erano lì con lì, almeno essere determinante, certo, potrebbe essere determinante. Cioè, se queste azioni viene vista come far cambiare parere da 100, perché adesso stanno scordando centrodestra, centrosinistra, come se poi tutto quello che ci sta attorno via. Certo. Però c'è qualcosa. Chiaro. Poi possiamo dire tutto quello che vogliamo, però c'è. E se è vero che quando si potevano fare i confronti, diciamo, i sondaggi, eccetera, ci davano una certa situazione, e allora non è detto che vadano dove si crede che debbano andare, certo, ma possibilmente, soprattutto, che colpiscono un movimento autonomista. Certo, il travaso è più facile, è meno anomalo. Se A è uguale a B, B è uguale, e C è uguale a B, io me ne vado sempre a C. Ecco, chiarissimo. Ecco, guarda, allora, partendo da queste considerazioni e quindi includendo anche nel nostro modello di previsione il fattore M, che è il fattore magistrati, andiamo al punto, andiamo alla sostanza. Quale ordine d'arrivo al filo di lana del traguardo tu ipotizzi? Secondo te stiamo parlando delle elezioni regionali, poi passiamo alle altre. Chi potrebbe effettivamente prevalere e arrivare per primo? Il voto regionale sarà trainato dal voto, la preferenza, diciamo, dal voto nazionale. E io penso che chi anni fa ha preso il 61-0 dovrebbe
avere qualche chance. Nonostante questa concorrenza e l'aiuto indiretto del fattore giudiziario. Sì. O questo, oppure appunto ci potrebbe essere il sorpasso della forza, diciamo, siciliana. Perché del sindaco di... Tra l'altro tu parlavi di centrodestra e centrosinistra, però in realtà che se questo sorpasso avviene o non avviene, in entrambi i casi, anche grazie al premio di maggioranza eccetera eccetera, di fatto la presenza nel Parlamento regionale comunque diventerebbe o Tizio al primo posto e Caio al secondo, o al contrario, una presenza che vede il centrodestra, per come lo conosciamo, e gli autonomisti di De Luca con terzo arrivato, con diciamo il peso conseguenzialmente molto ridimensionato, il centrosinistra, e questo diciamo è un fattore che modifica la realtà regionale rispetto a quella nazionale, o non lo sappiamo, questo potrebbe darsi che anche a livello nazionale sarà un partito ridotto al lumicino, il PD, perché non ha fatto coalizioni, e poi anche quei rimasugli di Movimento 5 Stelle, diciamo, però di fatto gli equilibri all'interno dell'Assemblea regionale siciliana diventano, insomma, con un assetto particolare nel quale possibilmente dall'opposizione De Luca potrebbe fare ancora più danni, tra virgolette, o comunque potrebbe incidere in maniera molto aggressiva rispetto a un PD che negli ultimi 5 anni è come se non ci fosse stato, mi pare, a Palermo. Il problema è un altro. Siamo sicuri che andrà all'opposizione? Oppure se non ci sono i numeri si fa un accordo di governo? E questo ne abbiamo parlato, se ti ricordi, anche con uno dei candidati, con Raffaele Panebianco, che ci ha ricordato che si vince per un voto, cioè il premio di maggioranza serve proprio a questo, a configurare una prevalenza. Vabbè, però tante volte è successo, rimbalzi eccetera. Comunque vabbè, siamo qua a vedere come finiscono, finisce questa storia. In ogni caso, secondo me, in caso di vittoria di De Luca, sicuramente sarà un'esperienza abbastanza insolita, anomala e tutta da vedere, visto anche l'aggressività che lui ci ha messo. Nel caso invece di vittoria del centrodestra, comunque potrebbe avere invece un'opposizione molto, molto problematica, che gli potrebbe anche soffiare parte del personale politico. Sì. Qualcuno potrebbe passare dall'altra parte, allora ci potrebbero essere quello che dicevi tu, equilibri che cambiano dentro. Del resto, se Fratelli d'Italia si è presa la grillina Angela Foti, mi pare, effettivamente può succedere di tutto, voglio dire, non c'è limite in questo senso ai cambiamenti. E quindi, secondo me, con questo assetto sarà appunto una fase nella quale, anche per dialogare con il governo nazionale, insomma, potrebbero esserci qualche piccola sorpresa, sempre nella speranza che noi coltiviamo da molto tempo, di una dialettica non subalterna per quanto possibile, no? Un sovranismo isolano che vada in questa direzione. Velocemente passiamo all'ambito delle politiche. Anche qui, secondo te, il primo classificato chi sarà? Forse è più facile qui. Alle politiche? Ma siamo lì, no, perché non abbiamo il fenomeno di De Luca alle nazionali. Sì, lo so. Cioè, la situazione... No, siamo lì nel senso che arriverà il centrodestra. Beh, direi con molta meno dubbiosità, cioè con più sicurezza. No, meno dubbiosità. Poi un discorso ho sempre detto, poi possibilmente non ci saranno i numeri, perché arriveranno quasi tutti, insomma, questi grossi, terzo polo, eccetera, magari arriveranno lì e poi si rischia di fare poi appunto qualcosa
volemoci bene. Ma questa tendenza che tu prevedi in qualche modo, secondo me non è tanto data da problemi di numeri, perché se ti ricordi l'esecutivo che si è costituito attorno alla figura di Draghi non aveva bisogno di essere così ampio. È stato un fatto di ridurre al minimo, secondo me, cioè, non so se è stato intenzionale, però ha avuto l'effetto di ridurre al minimo l'opposizione a Draghi, perché se stanno tutti con lui, tutti stanno con lui, insomma, in buona sostanza, e quindi si è creata questa ambigua fusione tutta di comodo tra leghisti e piddini, per dire 5 Stelle e berlusconiani. E poi comunque si sta a vedere chi è che c'ha la tastiera in mano. Quello senza dubbio, von der Leyen comincia a dire cose che sì. Ma vedi, queste influenze dall'esterno in realtà a cui qualcuno dà molto peso, come dicevamo prima, molto più di quello che può essere il ruolo dei magistrati nell'interferire. In realtà io non credo che l'elettorato italiano più di tanto stia a sentire quello che dicono queste figure. Sono degli avvertimenti ad alto livello in un certo senso, cioè stanno avvisando chi verrà eletto, non chi va a votare. Certo. Quindi, però in effetti il meccanismo del voto sarà più spontaneo, nel senso di quello che le persone vogliono fare in un certo senso. E allora avremo appunto, come dici tu, e io condivido questa facile previsione, in questo caso la vittoria del centrodestra, con equilibri interni sicuramente da vedere, perché qualche differenza esiste in questo sorta di offerta tripartita che appunto gioca un pochino a raccogliere più consenso, perché se la Giorgia Meloni ti sembra che strilla troppo, vai da Berlusconi che è più tranquillino, grazie anche all'età, probabilmente si è calmato, oppure vai da Salvini perché, non lo so, ti senti più vicino a lui, che almeno per una parte del paese ancora rappresenta il partito territoriale, quello che manca a noi e invece ancora al nord Italia hanno, in un certo senso. Qui però la mia previsione va oltre, perché sennò sarebbe troppo facile. La previsione che io ti chiedo invece è sulla durata di un esecutivo che prevedibilmente sarà questo, appunto con forse la Giorgia Meloni che accetta di fare il premier, non lo sappiamo. Ma secondo te arriva a fine legislatura? Cioè, se la fa una legislatura intera? Una legislatura intera non credo, una legislatura intera no. Poi dipende da vari fattori, anche a livello internazionale. Ecco, e questo condizionano un poco, certo. È certo, perché non sappiamo le cose come si metteranno e che strada imboccano. Allora su questo ci arriviamo per l'ultima parte. Io volevo solo concludere un fattore, forse ne abbiamo un po' parlato, però purtroppo bisogna dirlo, mi dispiace anche perché io personalmente ho dedicato molta attenzione e anche un po' di aspettative, lo dico con sincerità, a quel laboratorio, a quell'alambicco che stava distillando qualcosa a partire dai 2 anni, 3 anni di piazze anche malamente represse, come tu hai ricordato, che però cercava uno sbocco nella effettiva partecipazione alla politica, no? Purtroppo questo sbocco è stato il peggiore possibile, perché la somiglianza quasi completa dei punti di vista, delle proposte e quindi anche del bacino elettorale a cui si rivolge da parte di gruppi come Italexit, Italia Sovrana e Popolare, Vita e anche Alternativa per l'Italia, eccetera eccetera, in qualche modo con dei candidati anche
validi in tutti questi gruppi, validi perché appunto sono stati un po' il simbolo di questa stagione. Che cosa produce? Penso che produca in maniera, non dico geometrica come le fette di pizza che devono essere, se la dividi in 4 fette uguali, in 6 fette uguali, ma anche con piccole imperfezioni, comunque una frammentazione di quel corpo elettorale che viene stimato ottimisticamente o realisticamente al 7, 6, 8% come capitale spendibile. Lo dividiamo in 2, 4 per 1. Sono in 4, 2 per ciascuno. E quindi questo cosa porta in un sistema non proporzionale? Porta all'annullamento reciproco di qualsiasi di questi esperimenti. Quindi non ci saranno nel Parlamento che verrà. Ricordiamoci che anche Italexit è nata in Parlamento, perché il voto che ha permesso al signor Paragone di essere senatore, mi pare, e di costituire un po' con altri parlamentari questa sua realtà, gliel'ha dato il Movimento 5 Stelle, o meglio, gliel'hanno dato gli elettori che hanno votato in quella fase un partito che ha preso il 30% nel 2018. Quindi di che stiamo parlando? Stiamo parlando di cose che non esisteranno, nonostante ci fosse questa parte di italiani che sarebbe orientata in questo modo, ma saranno condannati all'invisibilità. E allora a quel punto, sai, Salvatore, tu lo dicevi all'inizio, chi non protesta, chi non si muove, chi non fa sentire il proprio disagio, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dichiarare il paziente deceduto, purtroppo. E si porrà, secondo me, questo problema, perché se questa parte di elettorato più gli altri scontenti prodotti dalle devastazioni che probabilmente ci si prospettano continueranno ad usare le 2 dita di cui dispongono per tappare tutti gli orifizi che potrebbero produrre disturbo, sarà una situazione strana nella quale tutti vanno al macello quasi quasi cantando andrà tutto bene. È curioso, voglio dire, è un esperimento strano. Però andiamo appunto, questa era una nota al margine purtroppo di un epitaffio per il mondo del dissenso cosiddetto, che purtroppo per il momento si è autoannullato. Ma andiamo a quelle determinanti di cui tu accennavi prima. Rapidamente però te lo devo chiedere, perché la settimana passata è stata dominata da questo argomento. I russi perdono, i russi scappano, i russi ormai chiedono pietà, sono a Caporetto e a Cassibile, già hanno firmato l'armistizio. Allora, la prima domanda che ti faccio è, perché qualche generale tra l'altro l'ha anche detto, una ritirata nel momento in cui però non avvengono distruzioni significative della forza che si sta spostando di un po' di chilometri avanti e indietro è significativa? Chi vuole può stappare bottiglie di spumante, oppure di per sé va compresa in un discorso più ampio che possibilmente si ritira per prendere più slancio? Voglio dire, una tua valutazione. Allora, innanzitutto le guerre sono fatte da battaglie e le battaglie si vincono e si perdono. Non è detto che chi perde una battaglia perda l'intera guerra. Ci sono esempi storici. L'esercito italiano a Caporetto fu travolto, quindi la battaglia di Caporetto fu perduta, però poi alla fine la guerra è stata vinta. Quindi voglio dire che sono nelle dinamiche del conflitto, dello scontro, che ci possono essere momenti appunto di difficoltà o reali, perché è una difficoltà reale a mantenere quelle posizioni in quel momento, o magari sono soltanto dal punto di vista tattico una ritirata strategica in attesa per far sfiancare
il nemico, a aspettare le condizioni meteo, che affluiscono rinforzi dal punto di vista sia in uomini che anche in mezzi. Può essere tutto. Ora, io ho sempre detto, quando si parla di questo argomento, che già è difficile fare dei pronostici per chi ha realmente le informazioni reali. Certo, chi ha le informazioni reali ha un quadro ovviamente più o meno completo, e quindi noi purtroppo arrivano solo le informazioni di parte. Non ultima il giornalista Bellini, che è stato ferito da una mina, è stato soccorso dagli ucraini, invece in realtà è stato soccorso, curato dalla sanità russa. Quindi voglio dire, quando si fanno ancora questi giochetti così, non puoi avere la certezza che sia un'informazione veritiera e reale. Quindi effettivamente cosa stia succedendo non mi sento di dire. Di fatto Putin ha fatto un ultimo discorso, ha richiesto una parziale mobilitazione, e quindi il richiamo di una piccola parte della grande mobilitazione che potrebbe mobilitare. Questo potrebbe essere che si sta preparando a qualcosa di definitivo. Di certo che non può continuare all'infinito questa cosa, per la Russia stessa, per l'Ucraina. Quindi o si gioca il tutto per tutto, e poi bisogna vedere un pochettino che intenzioni hanno l'Occidente, perché pare che non fa altro che buttare benzina sul fuoco, continuare a inviare armi. Non lo so. Di certo fino adesso la Russia si è svuotata i magazzini di tutta quella ferraglia, quell'armamento obsoleto che era dell'Unione Sovietica. Certo, qualcosa di più recente l'ha utilizzato. Non lo so, questa presenza più attiva nel Mediterraneo di navi russe, certo, sono segnali così magari di deterrenza, però intanto c'è, non lo so cosa ci riserva da qui a 5-6 mesi il futuro. O anche 5-6 settimane, insomma, visto che c'è il referendum che sposterebbe i confini della Russia in territorio ex ucraino, e quindi se si combatte là si sta combattendo dentro il paese, voglio dire, è un fattore importante. E se diventa e per i russi quello diventa col referendum territorio russo, e quindi ha sempre detto che nel caso in cui c'è in pericolo territorio russo non esiterebbe a utilizzare armi non convenzionali. Chiaro. Questo se dovesse succedere, quindi si apre tutta una pagina nuova di quello che potrebbe innescarsi. Una pagina nuova di fronte alla quale quelle che abbiamo visto in questi 3-4 mesi sono quasi poca cosa, insomma, cioè nel senso che è una pagina molto più problematica, non che fino adesso abbiamo giocato, però dico è un salto di livello, mettiamola così. È un salto di livello, non so fino a che punto si rimane solo nell'ambito dell'invio di
di materiale. Ecco, e questo è proprio il punto su cui voglio concludere con te, che però mi sta a cuore perché fa leva anche un po' sulla tua formazione, perché si sente spesso parlare di truppe regolari, degli eserciti, diciamo, in quanto tali, e di altri gruppi. Ci sono i volontari, ci sono i paramilitari, ci sono tutti questi combattenti, no? Allora io ti chiedo, siccome qualche differenza ci deve essere, se non altro perché non sai bene manco chi li comanda a questi, dal punto di vista di ufficiali o comunque di generali della struttura dell'esercito di un paese, queste altre persone armate che vanno in giro, che ti ritrovi o accanto o di fronte, o dietro possibilmente, quindi o contro o a favore, ma che comunque seguono altre modalità di comportamento, come sono state vissute nel tempo, nel momento in cui si manifestavano, voglio dire, il punto di vista del militare di carriera rispetto a questi altri, cioè come li vede? Dei borghesi che si sono messi lo scolapasta in testa, dei criminali, cioè qual è la percezione del rapporto? Perché non credo che si possano mettere sullo stesso piano. No, allora il militare, allora tutto dipende dalla struttura che lo Stato per la sua difesa vuole mettere su. Ci sono nazioni che si affidano soltanto a un esercito di coscritti, come poteva essere l'esercito italiano, le forze armate italiane prima che diventassero volontari, i volontari. E quello praticamente la popolazione per noi era solo maschile, ma alcune nazioni prendono anche il sesso femminile. A raggiungimento dal 18° al 27°, quello che è anno di età, viene coscritto, cioè viene chiamato a fare un servizio militare. Per noi era 12 mesi, in altre parti può essere di 4 mesi, 6 mesi. Ci sono invece altri che hanno una struttura portante e importante fatto da volontari, e quindi che hanno un addestramento particolare, e quindi è il nocciolo duro, diciamo, della difesa, e poi qualcuno mette la Guardia Nazionale o la milizia, che è fatta da volontari che dedicano una parte del proprio tempo, che so io, tolto un periodo continuo di 3 mesi per avere proprio la formazione di base, e poi, che so io, una volta a settimana così vengono richiamati, cioè fanno delle esercitazioni così, e poi se ne ritornano di nuovo a fare l'architetto, il ragioniere, l'operaio, e questo. Nel momento in cui c'è una necessità, vengono chiamati. Ovviamente questa non è una preparazione che a livello appunto di esercito professionista. Un'immagine potrebbe essere quello delle forze armate degli Stati Uniti. Le forze armate degli Stati Uniti hanno una base di volontariato, cioè il grosso è un esercito di volontari, però esiste a livello di ciascun Stato la Guardia Nazionale, fatta da persone che nel fine settimana vanno in caserma, hanno il loro fucile, il loro equipaggiamento, fanno le manovre, eccetera.
ma quelle sono destinate solo e semplicemente a operare entro i confini degli Stati Uniti, anzi addirittura forse dello Stato dove si trovano. Anni fa esisteva una divisione di Guardia Nazionale americana che, stiamo parlando degli anni 70, 80, così, quando ancora c'era la contrapposizione dei due blocchi. In Italia l'aiuto in Italia doveva arrivare una divisione appunto di Guardia Nazionale americana e una brigata portoghese. Oggi non so come sia strutturata la cosa. Io sono del parere che se non uno Stato non ha diciamo pretese di proiezioni, per proiezioni intendo interventi in aree lontane dal proprio territorio, richiamando un pochettino il pensiero di Machiavelli nel Principe, dove dice che appunto suggeriva al principe di non affidarsi a eserciti di mercenari che magari vengono fuori dal di fuori della città, del principato, e affidarsi invece alla milizia interna, perché un milite che è nato in quella città, in quel territorio, ha motivi di combattere, perché combatte per la propria casa, per la propria famiglia, eccetera. Mentre invece i mercenari, che nel passato venivano come la Zighenecchi dalla Svizzera o da altri, quando la carta, cioè le vicende cambiavano in peggio per chi combattevano, e magari l'avversario gli offriva il soldo in più, erano pronti a cambiare bandiera. Certo, stiamo parlando ora di non proprio di mercenari che vengono da fuori. Quindi io sarei per un esercito di coscritti, magari abbassando un pochettino il periodo. L'ideale sarebbe un sistema misto, appunto, un nocciolo duro di volontari, soprattutto per quelle forze speciali tipo paracadutisti, incursori, teste di cuoio, eccetera, che possono intervenire non dal punto di vista solo offensivo, ma per andare a evacuare concittadini da zone in crisi, o intervenire nell'immediato vicinanze che possono intaccare nell'estero vicino, ecco, intaccare gli interessi della nazione. E poi ma ne parlerei proprio di Guardia Nazionale, proprio integrati in questo sistema dei coscritti, magari farlo di 6 mesi il servizio, ma da impiego esclusivo nell'ambito del proprio territorio, cioè proprio una forza di difesa, ma con un addestramento se non uguale, pari, che dia le stesse garanzie perlomeno di chi è che fa il militare di professione. Forse ho divagato. No, ma credo che comunque ci dovremmo tornare su questo argomento, perché le notizie comunque parlano di questo, e secondo me ne parleranno ancora di più. Quindi non approfondiamo adesso, perché abbiamo già superato i nostri limiti, ma questo la consideriamo una prima introduzione, anche perché tu hai dovuto un po' chiarirci anche le premesse strutturali, diciamo, di un'organizzazione che non è
nota a tutti, insomma, tranne a chi ci sta dentro. Quindi era una prima puntata, mettiamola così. Okay. Detto questo, siamo arrivati al termine del nostro tempo e di conseguenza, come sempre, vi invitiamo a seguire sul canale Telegram anche le notizie che durante la settimana, di cui non abbiamo modo di parlare nello spazio video di una volta ogni 7 giorni, però cerchiamo sempre di fornire una selezione di fatti più o meno significativi e che altrimenti o siete collegati a tante fonti non ufficiali oppure difficilmente potrete esserne raggiunti, quindi può essere utile per questo. E iscrivetevi anche al canale di YouTube, non chiediamo i mi piace perché tanto alla fine insomma quello è un valore aggiunto per chi in qualche modo cerca una forma di presenza anche di grandi masse. Noi ci accontentiamo di coloro che ci hanno fatto l'onore in questi mesi di seguire questa nostra proposta. Ci ho detto, ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima domenica e arrivederci a tutti. Alla prossima.